fine del massimo dell'attività vulcanica, non sappiamo bene perché, ma noi vediamo i risultati e quello che vediamo che la biodiversità ha un impulso molto, molto importante. I fossili ci testimoniano che appunto abbiamo avuto un aumento di biodiversità, soprattutto per quanto riguarda gli organismi che vivevano sul fondale poco profondo, quindi diciamo nei pressi delle spiagge, nei bassi fondali vicino a queste isole vulcaniche e probabilmente anche sulle piattaforme carbonatiche. I fossili che troviamo non li troviamo in posto, cioè se parliamo di coralli non troviamo le colonie di coralli dove stavano nel reef, nella barriera corallina vera e propria, ma troviamo sempre dei fossili che sono franati, sono stati trasportati in ambiente più profondo. Quindi quello che avviene soprattutto all'Alpe di Siusi, abbiamo questo livello che è chiamato Tufia pachicardie. La pachicardia è questo mollusco bivalve dal guscio molto molto spesso che troviamo appunto in questo livello conglomeratico di ghiaie vulcaniche che è spesso alcuni metri e che costituisce quasi il 90% dei fossili che troviamo. Il guscio spesso vuol dire che era ben adattato a un ambiente molto ricco di energia, infatti lo troviamo nelle ghiaie, quindi erano delle acque molto basse con un moto ondoso, un'energia molto molto elevata. E assieme alle pachicardie troviamo un mucchio di altri molluschi, troviamo dei resti di ricci di mare, di echinodermi vari, di gasteropodi, eccetera. Quindi molto più ricco di quello che abbiamo visto prima. E questo evento nell'Adenico superiore, siamo sempre all'interno della formazione di Wengen, in senso lato, ma questo è un livello che appunto a cui è stato dato questo nome particolare, Tufia pachicardie. E ripeto, c'è solo all'Alpe di Siusi, è una cosa molto particolare. Ma l'evento biologico è testimoniato anche in altre parti delle Dolomiti, per esempio nelle Dolomiti Agordine sul monte Persa vicino al monte Civetta, e qui abbiamo questo campione. Lì i fossili sono silicizzati, molto piccoli, ma anche lì abbiamo un insieme di molluschi, di coralli, di echinodermi, grosso modo alla stessa età, siamo sempre verso la fine dell'Adenico superiore. Quindi è un evento biologico che avviene un po' dappertutto, anche in mare aperto, nelle acque, anche se qui in Dolomiti non abbiamo molti resti di pesci, c'è un livello pesci lì in civetta, ma qui abbiamo un paio di ossa sparse, niente di più. Ma in siti coevi in Cina abbiamo migliaia di piccoli rettili marini, migliaia di pesci, quindi sappiamo che questo evento biologico ha un'importanza veramente a scala globale. Poi questa differenziazione continua per qualche milione d'anni e apparentemente raggiunge il suo apice nel Carnico inferiore, in quella che chiamiamo la formazione di San Cassiano, e soprattutto nell'area del Cadore attorno a Cortina d'Ampezzo, nell'Ampezzano, abbiamo una serie di località che presentano questi fossili splendidi con una ricchezza di coralli, di spugne, di molluschi che oggi sono stati descritti circa 1500 specie. È una ricchezza che poi resterà insuperata per molti, molti milioni d'anni. Quindi le Dolomiti registrano questi eventi importantissimi da un punto di vista biologico e i fossili che troviamo in questa vetrina, e vediamo qui una varietà molto maggiore rispetto alle vetrine di prima. Vuol dire che ormai quello che è successo dopo la grande crisi permo-triassica, 252 milioni di anni fa, è stato in gran parte superato e la vita ha ripreso, soprattutto nelle acque basse tropicali.